Quinta corsa, una categoria G per cavalli anziani. Sono in 10 al via dopo il forfait di Vaniglia Ido, 1 Muscleman, 2 Argentina Lux, 3 Alchemist B, 4 Redford TRGF, 6 Country Matley, in seconda fila 7 Uragano Spritz, 8 Cefalo Jet, 9 Viking 3B, 10 Commander Crow, 11 Citrosodina Oil. Allineamento completato, problemi per Alchemist B, la macchina se ne va con Argentina Lux che prende in breve la testa su Redford TRGF, poi Commander Crow che scavalca Muscleman e scende terzo in corda. Citrosodina Oil di fuori, Argentina Lux al comando all'imbocco della prima curva. Redford TRGF nella sua scia, Commander Crow terzo in corda, avanti a Muscleman che si scosta dai birilli, punta in avanti, 15,2 per i primi 200 metri di corsa per l'allieva di Maurizio Cheli e Francesco Zedda che guida il gruppo. Muscleman che si è scoperto e man mano risale dopo 400 metri passati in 31,2. Argentina a guidare il gruppo a ritmo ora anche abbastanza tranquillo, Redford TRGF nella sua scia. Sempre di fuori Muscleman con in scia Citrosodina Oil e Viking 3B che è andata a fare la terza pariglia esterna, mentre allo steccato in scia alla battistrada c'è Redford TRGF che precede Commander Crow, quindi Uragano Spritz, Country Matley. Il passaggio davanti alle tribune con gli 800 metri in 1,2,6. Viaggia sul piede l'1,18 abbondante, Citrosodina Oil fa gli affari suoi al comando, Muscleman che non progredisce si toglie all'esterno e muove così Commander Crow che dalla terza posizione allo steccato sposta 1,18,3 il primo chilometro di Argentina Lux che prosegue in avanti su Redford TRGF, a largo Commander Crow. Sempre in pariglia Citrosodina Oil, prova a muovere in terza ruota Viking 3B, guadagna lungo lo steccato Uragano Spritz, 1,33 mezzi, 3/4 di miglio. Argentina Lux a guardarli tutti in faccia sull'ultima curva, allunga ora, scende nella sua scia Commander Crow, progredisce in terza ruota Viking 3B, allo steccato c'è ancora Redford TRGF, è bastato un 15,4 per la piegata conclusiva ad Argentina Lux per guadagnare margine nei confronti di Commander Crow che prova a ributtarsi di dentro, ma Argentina Lux controlla fino in fondo e vince nettissima al secondo Commander Crow, al terzo posto Viking 3B. Tiene a bada il ritorno interno di Citrosodina Oil, 37 a chiudere in scioltezza, 1,17,3 ragguaglio cronometrico per il facile assunto di Argentina Lux, una figlia di Mago d'Amore interpretata da Maurizio Cheli per il training di Francesco Zedda e la proprietà della scuderia Demme. La riapprezziamo nelle immagini, facile assunto in testa per Argentina Lux e Maurizio Cheli.